I segnali di ripresa per le 130.000 imprese artigiane del Veneto ci sono e sono evidenti in particolare nel manifatturiero, agroalimentare, meccanica, arredamento, moda e made in Italy. Potrebbe essere la svolta dopo un decennio che si è portato via 10.000 imprese, provocando una rivoluzione nel comparto artigiano. La crisi ha cambiato il tessuto produttivo del Veneto, l'ha completamente modificato, le imprese in questi anni si sono ristrutturate, si stanno riorganizzando. Per consolidare la ripresa bisogna però lavorare insieme, contaminando manifatturiero e digitale, anche nei settori che più hanno sofferto, come quello delle costruzioni, dove i segnali di trasformazione, spinti da esigenze specifiche del mercato, sono già in atto. Molto forte la dinamica legata all'ecosostenibilità, al risparmio energetico. L'altro elemento appunto è la relazione tra gli impianti, chi si occupa di impianti, domotica, l'ambito elettrico, idraulico, tutto questo ambito qui con le costruzioni in sé. Le imprese si aggregano per fornire un pacchetto completo, spesso su misura, evitando ad esempio al cliente che ristruttura la propria abitazione di dover rincorrere 4 o 5 ditte diverse. Uno dei frutti avvelenati che però la crisi lascia in eredità agli artigiani è il collasso di un sistema finanziario che per molte imprese era punto di riferimento. La CNA ha avviato un dialogo con l'istituto di credito subentrato all'ex Popolari, Banca Intesa. Per cercare di attenuare un po' gli effetti di questa ondata negativa che ha colpito il tessuto del Veneto e ha colpito molte anche delle nostre imprese.